Bene, buonasera a tutti e a tutte, ben arrivate. È con grande piacere che accogliamo le nostre ospiti di questa sera, Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli. Ciao, grazie mille. Buonasera, che bella Ciao. sala. Wow, Venite un po' più in qua, se no sì, la fotografa certo. poi mi Qua. tira le orecchie. Grazie. Ah, ok. Ciao. Wow, sembra quasi un film importante. Vi posso subito anticipare che le ho trovate a Spazio Zero, quindi senza darsi sì, sì. appuntamento. C'è un bar bellissimo questo mamma cinema. mia. Noi ci siamo fatti una seduta psicologica Di un'ora. Di un'ora. Fantastico, Bellissimo. fantastico, grazie davvero, questo ci riempie il cuore. Siamo qua per la tua opera seconda, Carolina, partirei ovviamente da te, il tuo secondo film, quello che insomma di solito si dice è l'opera più complicata, perché comunque insomma c'è già un metro di paragone, c'è già un riferimento, ci sono tantissime aspettative. Come ti sei approcciata insomma a questo passaggio molto importante nella tua carriera? Da che cosa nasce anche l'idea di affrontare Il rapimento di Arabella per questa sfida? Sì, grazie mille. No, effettivamente è un po' è diverso dal primo, è un po' più complesso, non so se lo è più o meno del terzo perché non l'ho ancora fatto, però sicuramente sì, hai delle aspettative su te stessa, anche delle cose che vuoi dire magari meglio, e cioè la cosa che abbiamo fatto tutte e due, mi sento di dire che abbiamo veramente messo tutto, cioè tutto il cuore e tutto quello che sentivamo, e quindi penso che sia sempre la strada migliore, ecco. Parla di sogni che succedono, di sogni che certe volte invece non succedono in modo diverso, ecco, e questa era una cosa che mi interessava, di cui mi interessava parlare, mi interessava indagare, ecco. Il tuo secondo film è già la tua seconda collaborazione con Benedetta. Sì, io ho fatto solo 2 film su 2 con Benny, mentre lei li fa con un sacco di altre persone. Poi chiediamo a lei la domanda. Vabbè, è un po' gelosa, però quando infatti abbiamo finito di fare il film, dico, mi dispiace perché tu mi manchi, ma io non ti mancherò per niente, perché finisce il film e si chiude in una stanza 6 mesi tutto il giorno con la mia faccia. Dico, beh, tu non ne potrai più. Sì, perché finito il set, poi io devo montare, no? E quindi la vedo tipo tutti i giorni, 6 ore al giorno comunque, quindi passo molto tempo con Benny o con l'immagine di Benny. Non mi chiami più, dice, ma io sto tutto il giorno con te. Sì. Una specie di ossessione. Magari sta già pensando al terzo e lì probabilmente... Beh, ragazzi, come si dice, non c'è due. Non c'è due senza tre. E quindi... Speriamo. Sì. Senti, loro non hanno ancora visto il film, quindi non possiamo ovviamente anticipargli tante cose. Però già qualcuno insomma si chiedeva effettivamente se questo rapimento, insomma, se possiamo dirgli qualcosa, esatto. No. Che cosa si possono aspettare? Che cosa vedranno? Che tipo di storia anche vedranno? E anche magari il tono forse di questa storia glielo possiamo un po' raccontare. Sì, non è veramente un thriller, non è veramente un rapimento nel vero senso della parola, perché la persona che rapisce questa bambina, che effettivamente non la rapisce perché è totalmente inconsapevole, anzi è lei che vuole scappare di casa e racconta una bugia per farsi portare via. Vuoi dire qualcosa sul il tono? Sul senso della vita. Sì. No. È un film d'avventura e c'è appunto, ci sono tante cose dentro a questo film, tanti argomenti, i sogni e anche questo specchiarsi con se stessi, tornando diciamo a quello che eravamo, ed è un personaggio che più che rapire una bambina cerca di rapire la sua infanzia per tenerla, per recuperare qualcosa che ha perso. Quindi io trovo che questo sia un film, per me è un film molto importante, non solo per l'opera in sé ma anche per quello che rappresenta per me. Sono orgogliosa della mia regista amica che è una persona che stimo molto, e quindi per me è tutto giusto, mi sentivo di stare nel posto giusto e di fare qualcosa di bello, per cui io spero che il film vi piaccia. Non vi voglio raccontare la storia perché sì, la vedete, e sì, e spero che possa arrivarvi qualcosa di questo tentativo. Poi è chiaro, il cinema è sempre un rischio, non sappiamo mai che cosa dirà chi, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Sì, e anche sulle versioni sulle versioni di sé, no? E se esistono, con questa idea che magari puoi essere una versione migliore, e in realtà poi ti rendi conto che non esiste una versione migliore di sé, esisti solo tu, e quindi è sull'accettarsi anche, ecco. Ho letto in un'intervista di Benedetta, tu hai usato un aggettivo secondo me perfetto,
per raccontare questo viaggio, questo rapimento, che è romantico, che magari così... Adesso loro appunto non l'hanno visto e magari fanno fatica ad associare no, questi due termini. No, è un viaggio d'amore, è un film che però... parla d'amore, è un film che parla di una cosa, sì, importante, e quindi sì, lo definisco romantico nel senso più nobile di questa parola, cioè qualcosa di reale, ecco, è un personaggio che cerca di liberarsi di sovrastrutture, di architetture umane che uno a volte, quando non vuole affrontare il dolore, poi il dolore si riorganizza in altre zone, in altri spazi, e quindi è un personaggio che cerca di affrontare questo vuoto che a volte ci colpisce a tutti, ci prende impreparati, per arrivare a qualcosa di concreto, di reale, ecco. Sì. Tu nel film sei Holly e non c'è adesso qui con noi la piccola ma bravissima, la vedrete quella bastardina la piccola di 6 anni, la piccola ma tosta, queste nuove generazioni, aiuto. Senti, ma sul set com'è stato lavorare con un'attrice appunto così giovane? Di solito dicono che recitando appunto con attori o attrici giovanissime bisogna un po' stare ovviamente ai loro tempi, insomma. Tu che l'hai sperimentato, com'è stato lavorare con lei? Per me è bellissimo, è stata una vera collega, una forza della natura, è una bambina molto coraggiosa, molto avventurosa. Carolina ha visto non si sa quante bambine in tutta Italia e devo dire che ha veramente indovinato, era una di noi questa bambina, e ci siamo detti, mi raccomando, non la trattiamo da bambina se no siamo rovinati. E comunque è finita con lei che colorava tutte le ore di pausa in camerino. Carolina giustamente pensava al suo lavoro, io sono diventata a servizio tout court di questa bimba molto speciale, e niente, sì, è stata un'esperienza bellissima. Mi somiglia pure un po', anche erano sempre un po' inquietante, ecco. Esatto, raccontaci anche il tuo punto di vista, anche come hai creato insomma questo legame. No, erano sempre insieme, è arrivato molto facilmente. Poi lei guardava moltissimo quello che faceva Benny, perché hanno molte scene insieme, quindi questo a me ha aiutato tantissimo, e cioè, vedevo proprio che non soltanto sul set ma anche proprio da attrice, no? Magari dopo le scene Benny veniva a parlarmi e allora lei faceva lo stesso, veniva anche lei a parlarmi, giustamente. E quindi sì, abbiamo cercato di trattarla ovviamente da bambina, ma mai, cioè, comunque considerarla consapevole. Questo è importante, no? Che sapesse che sta recitando un personaggio, che non succedono a lei queste cose, capiva benissimo la storia e tutto il resto, ecco. Quindi Senti, un'ultima cosa che volevo chiederti: hai fatto un lavoro eccezionale proprio sul tono del film, diciamo sul registro che mescola, dal mio punto di vista, appunto tantissime suggestioni, deve forse qualcosa al cinema indie, indipendente, insomma lo ricorda, credo. Volevo chiederti se hai avuto qualche riferimento in questo e comunque come hai lavorato, insomma, per ottenere questo risultato e per mantenerlo poi equilibrato durante tutto il film. Sì, allora l'equilibrio, grazie intanto, però l'equilibrio è un po' sempre una scommessa, cioè speri di trovarlo e te ne accorgi soltanto quando il film è finito, perché il tono è un po' assurdo, è un po' ironico certe volte, e i personaggi sono abbastanza spaesati, e questo anche si crea con i luoghi e con l'idea del tempo, ecco, e quindi ci sono un po' ci sono alcune cose che è un po' pazza, è un po' pazza, vengono dalla passione, vengono da passioni di cose che hai visto, però magari mentre scrivi o mentre giri non pensi a questi riferimenti, no? Però ce li hai da prima e li porti con te, e forse cerchi di integrarli in quello che ti piace, quello che fai, sperando che poi, ecco, arrivi. Sì. Ho detto ecco un sacco di volte. Sì. Scusate. Io dico in qualche modo, mi ritrovo a dire 15 volte le stesse parole. Va bene. Siamo molto felici noi di presentare. Sì, grazie mille, è bellissimo vedere la sala. Sì. Se vi piace ditelo, e se non vi piace invece non lo dite a nessuno, fate i vaghi, non avete mai visto questo film. Non andate via, abbiamo un piccolo pensiero per voi, visto che appunto siete in tour praticamente. Tra l'altro abbiamo girato in Veneto, quindi esatto, quindi siamo quasi di famiglia, ci sentiamo esatto. E visto che appunto il viaggio poi del film di fatto comincia adesso in questi giorni, il film è stato presentato a Venezia ma è appena uscito nelle sale, e anche grazie insomma per aver scelto noi e Cinema Zero per una delle prime tappe. Noi vi diamo un piccolo regalo, un piccolo souvenir che ha il nostro logo, La vita è un film, e
Bellissimo. Con foto di rito, direi, no? Certo, ci sarà con una foto foto di rito. Vediamo se la trovo da qualche parte. Grazie. L'avrò messa, cioè non c'è. No, c'è tutto meno quello che serve, come nei migliori film. Deve fare un applauso ogni tanto. Cosa succede? Oh, bravi! Applauso spontaneo. Vedi No, ma loro sono un pubblico pazzesco. Poi tagliamo questa parte e arriviamo subito alla consegna della Cinema Zero Friend Card. Beh, ragazzi, con cui, non vi insomma, libererete più di noi. Grazie, Che bella, grazie per darvi il mille. benvenuto nel mondo di Cinema Zero. Siamo Grazie felicissime. ancora, buona visione. Grazie. Buon viaggio. Buona visione a Buona tutti. visione, ciao. Grazie. Grazie mille.